Buonasera dal TG1. A 28 anni dalla strage di Capaci, l'Italia ricorda Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e i 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. La mafia prospera nell'ombra, Falcone e Borsellino luci nelle tenebre, afferma il presidente Mattarella. Anche quest'anno tante le iniziative nel rispetto delle norme anti-Covid e sui balconi di Palermo tornano i lenzuoli bianchi, simbolo del no alla mafia. Nadia Zikowski. La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura prosperando nell'ombra. Mattarella ricorda Falcone e Borsellino, morti insieme ai 2 magistrati, lo sgomento del paese intero davanti ai 400 kg di tritolo sull'autostrada per Palermo o all'esplosione soltanto 57 giorni dopo nel centro della città. Una cosa però, dice il capo dello Stato, i mafiosi non riuscirono a comprendere: l'effetto che le loro personalità avrebbero avuto sulle tante persone oneste. Hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità. Non è partita quest'anno la nave della legalità, carica di studenti e docenti che Mattarella accompagnava con un saluto alla partenza o all'arrivo a Palermo. È diventata un ospedale Covid durante l'emergenza, un nuovo messaggio per i tanti giovani che, secondo il capo dello Stato, per primi hanno compreso il senso del sacrificio dei 2 magistrati, ne sono divenuti depositari e in qualche modo gli eredi. Siate fieri del loro esempio e ricordatelo sempre. Era sabato anche quel 23 maggio 92, Palermo ha ricordato il magistrato